Ho fatto un guaio, riparerò. E questo è il titolo originale di Uomo e Galantuomo, che Edoardo De Filippo effettivamente nella prima stesura scrive per il cugino Vincenzo Scarpetta. Uomo e Galantuomo diventa un classico del teatro italiano, del teatro napoletano, con una scena in particolare, la scena in cui questa compagnia di giro nella hall di un albergo deve provare un dramma. Ed è in questa scena che si consuma, scusate il bisticcio di parole, il dramma fra il suggeritore e il capocomico, in eterna competizione. Anche oggi. Uomo e Galantuomo è il testo più battuto di Edoardo, gira l'Italia in lungo e largo, diverte il pubblico ed è proprio quella scena a farne da padrone, a giganteggiare per tutta la durata dello spettacolo. Una scena, pensate, che in realtà doveva durare appena 5 minuti, riusciva ad allungarsi anche per 25-30 minuti perché il grande Edoardo improvvisava. Tanto che una volta si dovette chiudere il sipario perché la compagnia scoppiò a ridere proprio durante lo spettacolo. Lo stop durò, pensate, 10 minuti, molto lunghi a teatro. Per quanto riguarda invece la versione televisiva c'è anche una bellissima curiosità, un aneddoto simpatico. Sempre in quella scena della prova i cameraman non riuscivano a tenere ferme le telecamere perché loro ridevano e le telecamere ballavano. E proprio in una versione televisiva vediamo uno dei protagonisti, che è Paolo Graziosi, ancora oggi immortalato mentre se la ride in maniera unica. Ma adesso godiamoci proprio la scena della prova di Uomo e Galantuomo. Salvuccio! Casugno. Casugno, come a provare, spicciti, chi è Casugno? Stai provando? Qua sono e non ti vedo, vieni qua. Afficcia commissione che mi dicesti. A pusare sta spisa? Sì, davanti alla porta della camera. Quale camera? A camera nostra. Va bene, va Oh. bene. Dobbiamo provare Malanova oggi. Un dramma nuovo. A cosa si intitola? Malanova. È bello sto titolo. Che lo conosci? No, il titolo no. Dici bello, tecca. Malanova No, di no. Libero Bovio. Va Bovio, bene? Bovio, Ora va ne bene. mettiamo qua, facciamo una bella prova serrata di un paio di orette, va bene? Va bene, Ah, vabbè, perché ieri sera certo il pubblico non è che è stato tanto clemente con Ma noi. non ne proviamo sta cosa. no. Come ca? Perché? Ma che stai dicendo? Ma che sei pazzo, nella hall dell'albergo? Che ci fa? Ma scusa, a sera già si lamentano tutte le pare cristiane che ne mettiamo a cucinare. A cucinare, che parola rossa, cucinare. Cucinare. Friamo un chili mascolini, non è che cucinare è cucinata. Friamo un chili mascolini. Vabbè, ma chissà perché c'erano i tedeschi a confine, Come a confine? a confine, nel senso a confine i tedeschi che confinavano con la nostra stanza i tedeschi, Ma come ti certo perché era chiami? un corpo, confine. E allora ci desse fastidio la puzza di frittura. Che vuoi? Cose tenente. Ora, facciamo così. Allora, guarda, Salvuccio, ora proviamo qua, ci diamo una bella prova serrata di un paio di ore, un'oretta, 2 orette, così. Così il pubblico ieri sera non ha risposto benissimo. No, Così, giusto tereito no. no. Lasciano correre Pomaroro nella scena madre. Ma lo saccio. I cughi, sai? I sapasti? Certo, i cughi. Bravo. I lavai, i tagliai puliti. E stasera li facciamo a rettera. Ah? A rettera. Chi è rettera? Spaghetti a rettera. Carrettiera. Ma così dice, a rettiera. Va bene, spaghetti. Comunque sia, se facciamo una prova come cristiani, questa sera sono sicuro che il pubblico reagisce come si deve. E ne lasciano correre i pezzi. Non ti dico io. Assassino, molto stato. Proviamo. Avanti, Fa un proviamo. cavolo, fa un caldo che è proprio una cosa pazzesca, i muschi che ci sono. Sì, che cavolo, sta stupendo. Maronna santa, maronna. Tutta squagliava sai, in da sacchetta. Che combinaste? Ma che facesti? Ma così ti rovinaste sta bella giacchettetta? Ecco, fece apposta. Squagliava sai, in da sacchetta, scusa, non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso. Ora come facciamo? Ora ci mettiamo un po' di acqua e sapone e pesi leva. No, non si leva, non si leva. Ci mettiamo un po' di benzina. Manco, non si leva che benzina, non si leva. Ma allora ci mettiamo un po' di ammoniaca, poi... Peggio è. No, non cremo niente perché ci resta l'alone. Non si leva, non si leva.
Se la tagliamo si leva? Non lo so. Ah, e allora, ma un poco che saccio di coraggio, vieni già camacchiata e dimmi, forse si leva, ora ci proviamo. No, non si leva, non si leva. Come sei distruttivo, figlio mio. Proviamo, raduna tutti che proviamo. Viola! Avanti. Viola. Arriva! Venite qua, venite, che dobbiamo fare una prova. Oh, vai riconquistano finalmente? Sì. Siamo stati a fare la spesa, no? E che cosa avete comprato? Che cosa abbiamo comprato? Abbiamo comprato un poco di fettuccine. Che stasera ne facciamo, dicillo come ne facciamo. E facciamo la rettiera. Come facciamo? La rettiera. Carrettiera, vuol dire carrettiera. sì. Non sapere carrettiera. E pomarò da sera canettano, io con chi tutte pari, lavai, il polizia è bella pulita, tagliai e per stasera siamo pronti. Poi pigliai due feduzzi di canne, che ti mangi tu che sei in stato interessante. Dentro, che si sappia che da India c'è mio figlio, va bene? Che si sappia, che mi pare che voci di corridoio e di camerino non dicono la stessa cosa. E noi ce ne mangiamo un'insalata. Ma un po' di frutta la pigliassero che io sogno estetica. Ci vuole morire a tutto la becco. Che vergogniamo, c'è giorno che non vai a bagno. Ti pigliai due prona, ti pigliai due prona, va bene? Oh, no, non facciamo così. Perché mi caro carbone io? Sì, ci pensai che tu mi domandasti? Perché ho carbone? Cortesemente, il carbone, ma da fare una cortesia, siccome ieri che friamo una chelata di mascolini, gente se lamentano, c'erano i tedeschi a confine. Confina, che la nostra stanza confinano i tedeschi. Vabbè, ma con tutto il freddo di frittura se lamentano. Cioè, mi raccomando, stasera, quando troviamo un caffone, che troviamo un fugone, che c'è tutto il fumo, chiudiamo tutti i potti, chiudiamo tutti i finestri, ingagli la porta in terra, mettiamoci i giornali, no, ne butto sarà la serratura, mettiamoci tutta la carta, così. Facciamo la moto dei suggi. Cioè, ma doppiamo tutte cose, secondo Dio, non avessimo a respirare. Ma che tanto, vabbè, ma la finestra, pigliamo una boccata d'aria e respiriamo, no? Ma che hai? Tu t'hai già cavagnata? No, sì, si Sì, bagnata! Si messa sei in ta sacchetta! Come sei in da sacchetta? Sì. E ti riduciste di sta maniera? Ma come? Stamattina aveva bella giacchetta pulita, stirata da me! Non dico io, ma tu, tu, perché non ti spari, perché? Marico, ma uno se spara appena macchia di Saimi, Viola, non c'è promozione che tu capisci, scusa. È così, mi basta scudare nella sacchetta e mi squagliavo, mi sono distratto. Certo. L'artista è distratto. L'artista è distratto, certamente. Tanto c'è la scema che ci pensa, giusto? Perché ora noi altri dobbiamo cucinare, poi mangiare, poi andiamo a fare la prova per lo spettacolo di questa sera e questa cretina poi ci leva macchia di Saimi che ha i lucifici sulla giacca perché l'artista è distratto. No, guarda, l'artista è distrutto, va bene? L'artista è distrutto. Sento una cosa, ma che è solo sto vestito? Ma perché tu chi è un guardaroba hai? State in me, tu disgraziato. Senti, lo sai che cosa ti dico? Che appena finiamo questa serie di rappresentazioni, io me ne vado, te lascio, me ne vado da mio fratello, a Calacibetta me ne vado! Non pare cavaritto. A Troina? Come a Troina? Bello paese che la scibetta, ce ne sciume pace. Ma vogliamo finire, sì o no? E tu te ne vai a fare lo scavalcamontagne, un vuoi tu, guarda, che io me ne vai! Buono, che state facendo la ripeternicchia di giacca macchiata. Chissà si leva con un po' di erba saponara. No, quali erba saponara? Tu dico che non si leva, non si leva. Volevate che sto avanti e ci faccio la faccia tanta? Va bene, stai vogliamo calmo. provare, per favore, No. proviamo, avanti. Proviamo, ma provare un dramma di questa sera. Senti, proviamo dopo mangiato, perché io ho un languore qua. Quello dopo mangiato, Viola, io dopo mangiato mi voglio riposare. Tu che cosa ne dici? Giusto, dici, proviamo ora, si deve provare proviamo ora, avanti. Proviamo la scena proviamo di- la seconda. Chi da di Andrea Rossella, chi da no? Io ho su sopra, che mi è stato condanno. Come stai? Magari aspetta, perché devi mettere l'acqua sopra, se no come facevo? Ma la solo stare o succo, Florence? Capire, quando uno si tratta di provare il palcoscenico diventa un deserto, diventa. Ma cosa di pazzo? Florence! Viola! Sì, qua siamo, un attimo! S'appiglia o su. Ma chi s'appiglia? Venite subito che va a provare, s'appiglia il sugo. Avanti, Avanti, forza. cominciamo, Va va. Venite qua. Aspetta. Chi è che vuoi? Un minuto. Spicciti, Viola! Non lo vorrei mangiare perché mi a provare. Avanti, Non forza. ci pensare al succo, ma provare. Forza, aiutamene, che sta cuocendo l'acqua. Avanti, Vi spiego come. Ma chi è sto coso? A dire, ne sei pronto. Come? Come ti pare?
Ma che c'è un che fa? Facetemi lo ciaurano caro mio. Ma oggi ne ricriamo, eh? Avete finito di cucinare? Aspetta, mettesti l'acqua sopra per la pasta. Qua sopra, la mise che sta bugliendo quasi, perciò forza- spicciame. Hai va. dato. Piuttosto parlano delle prove, ma Vincenzino non è. Non c'è Vincenzino, non c'è, non è andato a spiegare altre cose, devo pagare il diritto d'autore da sera, per vedere quando A provare magari io. non prova, l'ha fatto tante volte, non prova. Vabbè, io ha detto le cose d'ufficio, avanti, poi l'ha fatto un sacco di volte, poi il problema non è chi, che mi manca un personaggio. Già ce ne hai tagliato 3, non ce ne posso tagliare un altro. E come facciamo? Ci manca il brigadiere dei carabinieri. Io non lo faccio. A mia stasera come attacca? Chi mi arresta? Perché a mia, io stasera mi faccio attaccare sicuro, Magari questo che si ti- sappia. E come mo fare? Ma come va a fare? Ci ho pensato. Facciamo arrivare una lettera di giustifica. Diciamo che questo brigadiere dei carabinieri è caro amico di Andrea. Allora, siccome è venuto a sapere che Andrea ha commesso questo delitto, per non andare ad arrestarlo, che fa? Ci manda una lettera e ci scrivi: caro amico mio, caro Andrea, siccome che ti dovrei venire ad arrestare, ma non ti voglio fare provare la vergogna di attraversare il paese ammanettato, in nome della nostra amicizia ed in nome della legge ti dichiaro in arresto. E tu che fai? Venatinni in fiducia e io mi faccio la truscia e ci vai. Questa è una bella idea, pensare. Bella. Bella, però Alitta qua a porta. Come qua porta? Alitta qualcuno la portare, no? Ma se aveva un personaggio ci faceva portare la litra, ci faceva fare un brigadiere dei carabinieri, no? Ah, ma la litra arriva, di sotto la porta, no? Di sotto la porta tu pigli e via la litra. A un certo punto da angaglia, tu pigli e via, e la fai arrivare là. Vabbè, Là. là dove? Là. Là, vabbè. No, là proprio è voluto. Un poco più, da, vicino che opere che poi non c'è, da. Va bene? Segnatillo. Non mi ricordo. No, te la segnare, faccio un segnale, segnatillo. Faccio un segnale che... Avanti. Madonna mia, c'è un cavolo che si sta squagliando, caro, se appena finendo di provare una magliera a mare di cussa, che non ce la faccio più. Non ce la Avanti, faccio. va. Chiudi la porta. Ma come? Ma siamo detto che c'è cavolo, che stiamo aspettando che svendoli, che chiudeva la porta, scusa. Chiudi la porta. Se hai freddo, ci vai e la chiudi tu la porta. Maleducato! Ma che c'entra? Ma che cosa hai capito? Scusa. No, tu, non la dire tu, chiudi la porta. E a quello a dire? Andrea, quello della scena, di Malanova. Chiudi la porta, dice. Ma allora si dice, battono di mano ruote, signori, comincia la prova, uno si abbessa e fa... Ho capito. Hai capito? E tanto ci vuole, scusate. No, Signori, comincia la prova. 2 volte. Perché ci vuole? 2 volte. Signori, comincia la prova. No, non solo non sape parlare, non sape manco contare e io me lo sono scelto per fare lo suggeritore. Fammi il gioco che ora sistemo la scena, fammi, non famo via. Allora, questo mettiamo qua, che non ne serve. Bello, mettiamo qua. Oh, questa la mettiamo qua, così, ci siamo. Chi sta spostando un poco più qua. Va bene, tu assettati già, assettati. Già! Do tavolino. Do tavolino. Vabbè. Assettati do tavolino. Tu mettiti già. Mettere... Mettiti già così. Che patate fare io? Tu ora ti spiego, tu mettiti qua. Qua. Mettiti. Siamo. Perfetto. Metto Avanti. Siamo pronti? Assettiti, se muove, aspetta, si apparecchiava la tavola. Assettiti, disgraziato. Ora ascoltate a me. Dunque. Seguitemi, se mi seguite la prova dura poco, se pigliate iniziative non ne riusciamo più. Allora, mamma, ma c'è un cavolo, poi non mi hai potuto tagliare questi capelli. Allora, andiamo alla spiegazione dei ruoli. Tu sei la mamma. Ti sembri io, lei a fare sta parte. La devi fare tu, non c'è altro. Siamo stretti di questi tempi. La fare tu. Si addice, si addice. Intanto un atteggiamento meno da sciandò. Stai morendo. Va bene? Sta morendo. Stai morendo. Muore. Quando? Alla fine del primo tempo morirai. Se non Capito? me ne scappo questa compagnia, ora per davvero. Morirai. Allora,
E sei più da banna che a cabanna. Una che sta morendo, gli pila, non si scippa i pila. Per ora che spiego, non vi muovete. Anzi. Allora, tu se che hai questa voce e questa tosse secca, brutta, più... Ma così pare che ha mangiato pesante, no? Che ha tosse io così secca. la faccio Pare fare. che ha mangiato caponatina, che mascolini fritti. La tosse... Ogni tanto, non esagerare, perché tu hai la tendenza ad esagerare. Un altro colpo. Capito? Oh, di tanto in tanto, quanto basta? Tu Viola, poi dottore, ti facevi i conti. Poi ti facevi i facevi i conti, conti. Tu Viola che devi fare? Tu sei stai soffrendo facendo il decotto per la mamma. Il decotto, una figlia, anche se la mamma sta morendo, lo fa sempre, va bene? Questo decotto. Però non è un decotto normale, è un decotto rassegnato. Certo. Capisci? È un decotto stanco, avvilito. Ecco, avvilito, la parola giusta è avvilito. Va bene? Ogni tanto quando la senti tossire... tu la senti? Poi che fai? Alzi gli occhi al cielo come per dire parunnuzza, pigliatilla. Vedremo? Fammi vedere. No, accennato. No, ecco. Ah, va bene? Poi dopo tutto questo entro io, va bene? Allora, tosse. Decotto. Che fu? Ti sentiste male? Così. No, rapi la porta. Rapi la sette, rapi la porta. Oh, non sto interpretando. Ma così sarà per una porta. Vabbè, ma sono dei cinneri vecchi, Arruggiati. arruggiati, capito? Oh. Comunque, un'altra volta, allora, tosse. Ed entro io. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Oh, ma svenuto! A che camorria, chiudi la porta, un attimo, ma me la vuoi fare fare la scena muta? Sì, ho capito, ma quando lo dici chiudi la porta? Dopo lo dico chiudere la porta quando traso, dopo. controllo Aida che sta facendo, se è morta o è viva, poi me ne vai di mia moglie, vado con uno sguardo, e poi appena lui cade, chi c'è scritto? Cade affranto nella poltrona, sì. Chiude la porta, è giusto? Giusto, Oh, rifacciamo, Va bene, non pigliare iniziative. va bene, va bene. Veloce, tosse, veloce. Come fa? Chiudi la porta! Calla, vero disgraziato, caga la mattina. Chiudi la porta. Andrea, tu non mi fai... Aspetta, fammi venire la battuta. Chiudi la porta. Bravo. Andrea, tu non mi fai niente? Andrea. Scusate, Andrea, scusate. C'è un caffè sopra? Quelli che fai ancora a mangiare? Ma che sei tu che fai sto sgroscio? Chi è sto sgroscio che fai? Un randolio ramotte. Oh santo cielo, che sto randolio, che sono una caffettiera. No, ma Nanna così faceva quando stava morendo. Ah, sono Anna, mentre pure facevo caffè. Ma Rico, ma io con chi ho a che fare io? Non randolare, muta state, muori in silenzio. Moribondo in silenzio. Allora, chiudi la porta. Andrea, tu non mi fai niente? Andrea. Andrea,
Dre. Andrea, tu non mi fai Dre, niente. con la D. Andrea. Dre. Dre. Andrea. Va bene, va. Non sa preparare. Dice un nome. Andrea, tu non mi fai niente? Chiudi la porta. Giurissimo. A dire un'altra volta. E quando vuoi si chiude sta porta? Oh, che ne saccio io? Qua 2 volte c'è scritto un copione. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Va Tu bene. vieni qua. Però non essere nervoso. Veloce vieni. Vieni Ah, qua. va. Quando ti chiamo devi venire. Qua, sta lì. Tu non leggi le didascalie. Che Vedi sono? c'è scritto 2 volte, lo dice 2 volte. Ma leggi le didascalie, o settete un'altra volta. Ah, ho sette. capito. Hai capito? Tu quando io ti dico chiudi la porta, tu non ci vai a chiudere la porta, perché ti scandi di tuo fratello che conosci, capisci? Perciò Andrea, tu non mi fai niente, io un'altra volta ti dico chiudi la porta, non ti preoccupare, va bene? Non mi susi e chiudi la porta. A due punti ti susi dopo E chiudi la porta, sì. e vai a chiudere la porta, Sì, va bene? sì. Fai il movimento come e chiudi la porta, vai da arriva qua e chiudi la porta. Allora un'altra volta chiudi la porta. No, prima c'è Andrea, tu non mi fai niente. Andrea, tu non mi fai niente? Chiudi la porta. Chiudi la porta. E ora rispondi Aspetta, chiudi la porta. Oh, ma è Susi, lei chiude la Oh, porta. venuto. a fare la scena muta magari Certo, scena muta. lei. Ok. Vai. Vieni qua, re, dopo. Qua, chiuca. Buono, ferma dopo, chiudi la porta. Ti senti male? No, su, ne sei arrangiati la porta. Ossetti di gusto, ossetti, la sera anneggiate la porta. Ne sapete chiudere? Uscite le mani, poi questo gli incassi vanno male perché non vi impegnate. Allora, E ora rispondi a me. e ora rispondi a me, Ma senza nascondere per niente. ma senza castagni e semenza. Non può essere, senza Oh. castagni e semenza? Senza ascoltare. Senza Senza nascondermi niente! Ma perché fai voci? E tu, Tu non devi gridare, tu devi fare un soffio per l'attore, vabbè, di petto devi suggerire. Ma senza nascondermi niente! Guitto, impariti, guitto, un soffio. Io la patta la saccio, basta soltanto il primo pezzo. Va bene, come vuoi tu. No, come voglio, come c'è scritto là. Adesso suggerisco un soffio di voce. E ora rispondi a me. E ora rispondi a me, Ma senza nascondermi niente. ma senza nascondermi niente. Capetto! 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 Tu non ficcare sotto la seggiola, vattene a dare, disgraziato. Faceste male, Disgraziato, guitto. Guitto, dillo forte, che dici? Va bene. Dilla. A capetto! Oh, dilla chiara. E tu prima dicesti un soffio. Un soffio quando a fare un soffio, ma quando la dire forte, la dire forte. Va bene. E ora rispondi a me, ma senza nascondermi niente. Hai capito? Tu facevi l'amore con Papelo? Tu facevi l'amore con Papele? A vorrire magari tu sta battuta? Che faccio, ma tocca? No, a vorrire magari tu sta voce. Dicevela tutte e quattro. Pronti? Via. Tu facevi l'amore con Papele? Che cosa ve ne pare? Che Pare un coro. La battuta è la mia. La devo dire io. Tu perché dici sta battuta? Ma perché non mi feci segnale a me? Tu perché che segnale ci Che fai? c'entra? Io volevo intendere che Iddo te lo doveva dire a te, così, no? Ma la E tu battuta- abbi uno sguardo, tu lo cogli e ti pare che dire la battuta. La battuta è la mia. E poi io che faceva l'amore. Tu come Marici, io che faceva l'amore con Papele. Ma io che ne so che gusti c'hai tu ora? Ruoti di cosa hai da intra di mio. Ricordati. Io me ne vai. Ah, cioina te ne vai. Ambare cavaretto a Avanti, bucchiere. Allora, dai. tu facevi l'amore con Papele? Sì. Sì. E da quanto tempo? E da quanto tempo? Da un anno. Da un anno. E perché ci fai sta pausa? Perché io, ma come suggerivo io a me? Come ci ha suggerito sta battuta? C'entra, io leggi. E cosa hai letto? Vediamo, Da leggi. un anno. Lo vedi? Andiamo a leggere. Ma scusa, Qua c'è scritto così in copione. è possibile che c'è scritto in questa maniera? Te lo faccio vedere. Vieni Guarda, qua, vieni, assettati qua vicino a me. guarda, è facile, guarda. vedi, Tu leggi da da un- un. Sì. Poi c'è sempre Viola che dice Anno, anno. quindi aspetta Mattia che fuori la pagina, che si bello tranquillo, così non fa tempo pubblico, se assosso tu si aiuta a pigliare, si pensa, a Cali, ha che affari? cattato 4 noci e l'ha lasciato cuore.
Guitto, pigli un di cabana e te lo cancelli e te lo riporta a parte cabana anno. Così la battuta si suggerisce tutta intera, da un anno. A fare il report. A fare un report. E che ci vuole? Cosa vuoi guarda? dire? Accettati già. Aspetta. A fare un report. Facciamo un report. Cos'è il report? Quando mi canisce le mie mani. Madonna santa, che cavolo. Allora, Tu non ce la fai la pausa. No, Non ce la fai. va bene. Va bene? Va bene, la so la parte io la parte la so. Ci farà la pausa. Sì. Con te sempre. avanti. Allora, Ora mi viene meglio. Tu guarda, fai- c'è un report. Silenzio. Tu facevi l'amore con papele? Sì, E da quanto tempo? da un anno. Oh, Oh. Dopo che ha morso papà, dopo che ha mosso papà dopo. Dopo. E fosti tu e foste tu che... No, No, non lo tira da così. è come lei dire. E fosti tu niente, E basta. foste tu che... Niente, basta. No, a dire fosti tu basta. Non a dire Ah, che basta, ho niente. capito. E foste tu che... Basta. Ma non No. puoi essere, foste tu che basta, non puoi essere. Che c'entra, Talia? Per cara, a me sto copione. Non c'è scritto nient'altro, guarda. E fosti tu, basta. fammi vedere. Ecco, gira pagina, e foste tu che chi ti parlano niente. E che cosa sono sono? puntini di reticenza, sospensivi, e foste tu che l'hai fatto entrare nella casa, e foste tu che hai consentito a questa morte. C'è un mondo dietro, guitto. Variti, ossettati, Che guitto. vuol dire? Fossi tu a reticenza? Te lascio correre, te lascio correre. Va bene, va, fai come vuoi tu. E fossi tu sei un regista, giusto? Tu o la vuoi fare tu la regia? No, non c'hai Vuoi i vestiti. ti vuoi sedere qua? Non c'ho i vestiti adatti. Ah. No. E fossi tu E foste tu che... No, No. no. No, l'ha detto no. No. Perché tu devi precedere, non la devi. E fosti sì, tu sì. che... No. 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 Qui è codice sto no. Io l'ho preceduta. Ma qui, e allora modo, e fosti tu che... No. No. Ma quando non ci sono? Io lo devo dire dopo di lei. E allora vedremo... E che qua del copione ce n'è un altro. Ci sono due no? Certo, ci sono due no. E fosti tu E fosti tu che... No. 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 L'ha detto. Perché tu la devi precedere, l'hai preceduta, perché ci ripete un'altra volta? Allora, un'altra volta. E fosti tu che... No. No. Tu la devi Me l'ho precedere. preceduta, guarda. Ma se hai detto no, e poi tu ci registri dopo, non l'hai preceduta. Ce la registri dopo. Ma io dopo di lei lo devo E dire. perché la dire dopo? Ma perché ora è nato un altro no, ce n'è due no. C'è scritto nel copione. Un altro no c'è. Sì. Mo passa il tuo copione, perché il tuo copione passa a me. Che manco voglio qua, non drogno, manco sta conferenza. Non mi date il tempo, guardate. No. C'è sto copione. No. Leggi. E fosti tu che io dici no. Io ci dico no, come per dire sei sicura, capito? Ah. Quindi io il primo e poi è no. Il suo terzo no. Mi segui? Ah. Vabbè. Mi capisci? Sì, Oh. sto seguendo. Conosci un suggeritore tu? Ora cangiamo. Sì, veramente. E foste tu che... No. 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 No, due volte lo devi dire. No, due volte. Vedi che l'ha detto una volta? Giusto, tu oggi. Va bene, va bene, fosti va tu- bene. E Non facci solo e confondere. foste tu che... No, no. No. Ma l'ha detto due volte. Oh, io non ci posso fare niente, qua ce ne sono tre no. Ah, su c'è no? Tre no. Ne spunta un Mi altro. passami il tuo copione. Tu non l'hai letto bene prima, però. Io li avevo leggiuto giusto, perché la patta saggio, e fosti tu che... No. No. Capisci? Fosti tu che... No. Esclamativo. No. No, interrogativo, no. No. Ecco. Rifacevo, e fosti tu che... No. 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 Allora, e fosti tu che... No. 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 Tu fai no, e invece Ah, no. no. Allora, e fosti tu che... No. Ma perché io fa interrogativo? E fosti tu che... No. No. Esclamativo, col punto esclamativo. Vuoi fare la regia? No, sto suggerendo. E fosti tu che... No. Ma perché ci metti il no? E dici cosa Buono. c'era? E fosti tu che no? No. 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 Tagliamo tu no. Dammi da Come panza mi tagliamo preoccupa. tu no? Quindi la matita e tagliato no. Ti dico, S'offende l'autore. e fosti tu che... No. E io ci Oh. credo subito ti chiamo avanti. Vabbè, perché no. non si può stare là così. No? Non potevo.
Santo, ma che cavolo, madonna. Va bene, allora continuiamo col racconto. Che certo, continuiamo. Ora diventa patetta. Ora c'è la scena tua, la madre. Fossi tu, no. No. Ora la scena madre di Rossella, proprio patetica, capito? Sì, pateta. Vai, fammi piangere. A mamma, aiuto tutto. A mamma, aiuto un dottore. Vita. Ah, tu quando senti mamma, tu ti cominci a piangere, va bene? E finisci quando si chiude il sipario. Vai, rifai. A mamma. Ma no, a tempo che ti hanno lovato, a tempo che ti stanno dando 6 punti. Capisci? Sempre morente. Allora, Vabbè, a mamma. A mamma. Basta. A Tu mamma. eri a travagliare. A mamma. Aiuto un dottore. Tu eri a Tu eri a travagliare. travagliare. E tu con una scusa eccessiva. Con una scusa eccessiva. Io non volevo fare trasere. Io non volevo fare E traseri. tu fu. E tu fu. Indo fu. E fece 1000 giuramenti, 1000 promesse. Fece 1000 giuramenti, 1000 promesse. Mia, A la mia, piccirita. La piccirita. Io non volevo Io volevo sentire. Si emozionava, vedi? Brava, ci sei riuscito, si emozionava, vedi? Bravo. Stai suggerendo. Sto suggerendo. Ora leggo magari le didascalie. E suggerisco buono. Allora, il tuo perché ho capito? Allora Indo mi pigliavo pegamenti. Viola, dopo sta bella scena, sta cosa, ti aiutaste con tutto questo coso dei capelli, che tipo che stoppaste una pila, Viola. Tipo che ce lo fa, stoppaglio una pila. E come l'ha visto a fare sta cosa? Ma che faceva la stoppagliara? Ma non c'entra, guitto, quando uno sto farito, mi pigliavo, finisce il patetico e comincia la passione. Vai, passionale. Allora Indo mi pigliavo. Indo mi pigliavo. Mi pigliavo. Che Capito? è che cos'è sta cosa? Ah, scena... Masco, tu stai morendo e ti fai pigliare la passione, non l'ho capito. Quando sento queste cose mi ruspiglio. Ma non dicesti tu a scena la passione? Sì, ma non troppo. Tu mi pigliavo per capire. Io non è tagliare allora. Indo mi pigliavo. Dai capiti? Andrea, chi tu ora si sposa con me? Andrea, ora che Indo si sposa a Nautra. No. No. Sì. Ora si sposa Ora no. si sposa a Nautra. No. No. Sei immeruta. Morissi a immeruta. No. No. Te lo giuro sopra la mamma. Te lo giuro. Sopra la mamma. Sopra a mamma. No, perché io... Non fare sto passaggio, mi passi davanti, pubblico mi vedi, fai che sogno il Darrere si passa. Sì, Di dietro. Anzi, facciamo una cosa. in palle, capisci? Anzi, no, facciamo una cosa. Settiti, te lo giuro sopra la mamma, tanto ormai è morta, no? Quindi non ci andare. Non ci viene da te. Va bene. Te lo giuro. Te lo giuro. Sopra a mamma. Brava. No, perché io... No, perché io... Tu. Perché tu? Non pare che a partecipare a un coro di voci viola, bianche, già. Tu basta, perché tu? Perché ti preoccupi? Perché tu? Che sia mamma, perché tu alta. Sta morendo, tu capisci che sta morendo? Una battuta Tu- aveva, tu- voleva dire bella. Avanti. No, perché io? Perché tu? Io l'ho ucciso. Oh! Tu sta morendo, devo una picchi sta forza. La migliore la monti chi stai Allora, che devo? Ma devi dire che ti sgonfi, capisci? Che c'è scritto, si Ma sgonfia? che fa un regista chi Sì, sta? ci disse, lei già di scalietti da leggio, Sta credo. prendendo iniziative però. Non prende Ho l'iniziativa. letto la didascalia. Stai al tuo posto. Per cortesia, gli dica di stare al suo Oh, posto. stai al tuo posto, Allora, t'ho detto. lo devi dire sgonfiato. La ucciso. Una persona che sente. Vai, hai ragione. La ucci! Madonna. Madonna, sai. Madonna.
Madonna santa. Oh, Madonna No, santa! no, così pare che tutto lo sgonfiore di lei te lo devi prendere tu. Ida svunghia tu unghi. Madonna santa! Madonna santa! Dopo a dire ogni peso. Va bene, comunque. Ma ammazzaste? Chi? C'era una zanzara tanta, vero? Ma che c'entra? È arrivata la lettera. E così? E qua era il punto coordinato di prima. Assetti. Fece arrivare la lettera. Assetti, non pare che ammazzaste. Fatti chiù avanti, poco chiù avanti, disgraziato che non ti vero. Pare che ammazzaste in suggi la lettera. A quel punto Appunto la lettera. arriva la lettera, io la prendo, me la vado a leggere di nascosto di mia madre, mi metto qua, non mi voglio fare avvilli, me la apro, no? In controluce me la leggo, vedo che è del mio amico brigadiere, qua c'è scritto caro amico, poiché la nostra amicizia ormai dura da 25 anni, ho saputo quello che hai fatto per salvare il tuo onore e non ti voglio arrestare. Nel frattempo mi lascio anche a lacrima mia tanta mentre leggo perché pubblico la capire che cosa sto leggendo. Allora nel frattempo non ti voglio fare provare la vergogna di attraversare il paese con le manette ai polsi. Io ti dichiaro in arresto, Venatinni. E allora lui capisce che l'amore trionfa su tutto e che c'è anche una giustizia divina. Madre mia! Oh, tu sta morendo! Sì, ma l'acqua sta fuggendo! Sì, aspetta, sto diventando magnesia! Ce la faccio io, non ce la posso fare. Vedi ogni volta, ogni prova così. E così finiamo. Ogni prova così. Ma vedi se uno deve provare in queste condizioni, con sugo, con la pasta, hai capito? Poi gli spettacoli non vanno bene. Noi lo decidiamo, noi lo decretiamo, il nostro insuccesso. C'è miseria. Che c'è? Non si leva, non si leva.